Questo progetto qua non è condiviso assolutamente dalla via e dal quartiere. Un progetto che non è condiviso dal quartiere. A San Felice il passaggio a doppio senso di marcia del futuro Metrobus andrà a eliminare gli spazi laterali dove oggi parcheggiano i residenti e i clienti delle botteghe. Un pericolo da evitare per chi qui ci vive e ci lavora. Il comune però tira dritto. Il progetto del BRT non è un progetto dell'amministrazione, ma è un progetto all'interno delle opere dell'alta velocità alta capacità. Il progetto definitivo di tutte le opere dell'alta velocità, compreso il BRT, è stato approvato dal Ministero nel giugno del 23. Da allora non ha più avuto possibilità di essere modificato. Il progetto definitivo di tutte le opere della TAV, compreso il BRT, dopo l'approvazione nel giugno del 2023, non ha più avuto la possibilità di essere modificato. È quanto sostiene l'assessore alla mobilità, ma l'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, oggi vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, non è d'accordo e puntualizza. BRT e la riqualificazione di Piazzale De Gasperi sono due progetti assolutamente scollegati. La riqualificazione è una cosa, risale al 2020, il BRT risale all'accordo col Ministero giù a Roma di Variati al 2014. Le carte su questo parlano molto chiaro e lo dimostra anche l'allegata tavola che abbiamo presentato, che è quella che hanno in mano anche i cittadini, del doppio senso risalente in Corso San Felice, risalente appunto alla documentazione dell'accordo 2014 Variati Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Questo dimostra che i due progetti sono assolutamente scollegati e dimostra anche che c'è la possibilità di modificare ancora oggi, parlando con il Ministero e parlando con RFI, per portare finalmente le richieste a Roma dei cittadini per una modifica, una variante che porta il BRT in Viale Milano con un giro all'interno di Viale Roma. Si può fare, la proposta che ha portato avanti il consigliere Zocca, che noi sosteniamo in maniera molto convinta. Insomma, sul fronte BRT a San Felice c'è polemica. Noi di Rete Veneta ovviamente non smetteremo di dar voce ai cittadini di San Felice e di approfondire per capire se ci siano alternative. La questione dunque non finisce qui, ma continua.